Sei un imbroglione! Vieni giù che ti faccio saltare la testa! Merda, la pistola, non so più niente! E ora che si fa? Avete 2 minuti. Via al tempo. Quindi la risposta è sì! La risposta è sì, cara la mia giullare! Semplicemente bravi. Adesso siete liberi. Federico. Federico! Eravamo preoccupatissimi per te. Sì. Dai, sei vivo? Andiamo, perché Andiamo. non è un'aria sicura. Katia? La zona qua attorno è tranquilla? Sì, abbastanza. Sì? Sì. Ok. Noi ci facciamo un giro. Quando i dintorni? Diamo un'occhiata così per scrupolo. Ok. Ok? Torniamo tra poco. Andiamo? Sì. Infatti. Oh, sono qua. Tutto ok? Sì? Voi? Sì, tutto ok anche noi. Ci siamo riposati un po'. Bene, allora riposiamoci anche noi, no?
Ragazze, volevo ringraziarvi di avermi liberato e soprattutto scusarmi del tempo che vi ho fatto perdere. A proposito, che è successo, Fede? Ho solo sentito dei rumori e sono andato a controllare. Io poi ricordo il colpo, la botta in testa e di avervi visto tutti quanti dopo. Caspita. Io non ho mai visto niente di simile comunque. Quel giullare è la follia fatta persona, credimi. È la follia fatta persona. Io se lo vedo lo faccio fuori. Lo faccio fuori. Non dovevate cominciare alcun gioco con lei. Neanche prima della cura non era molto normale. Beh, mia sorella esagera. Era semplicemente una persona incompresa e quindi poco apprezzata. Esagero io. Dai, non era a posto con la testa. Sì, era diversa, ma non è mai stata stupida. Io credo che il siero l'abbia praticamente indotta a convivere con la sua seconda personalità. Queste cose come fai a saperle? Beh, qualche volta ci parlavo, però adesso mi fa veramente paura. Ma mi hai sempre detto che la evitavi anche quando era, per così dire, normale. Ma sì, ma era perché avevo paura della tua reazione e poi non volevo far preoccupare mamma e papà. Sei una sciocca. Ci sono altre cose che non so. No, niente di importante. Sì, tanto la prossima volta lo facciamo fuori, vero Fede? Sono d'accordo. Io invece no. Se riusciamo a risolvere i suoi enigmi, secondo me potrebbe tornarci molto utile. I suoi enigmi non hanno logica. Sì, beh, a parte gli ultimi. Allora dobbiamo ragionare fuori logica, come un pazzo. Sì, io sono d'accordo con Dennis. Lei saprebbe guidarci meglio di chiunque altro, basta capirla. Sentite, io sono stanco e non ho il tempo né la voglia di star qua a sentire sti discorsi. Io me ne vado a dormire. Io adesso non ho sonno. Mentre voi riposate, io posso fare la guardia? Sì, vedi di sparire anche stavolta, Fede, eh? Sì, va, tranquillo.
Mattia, sei tu? Che bello vederci tutti insieme. Non può essere, che ci fate qui? Dobbiamo rimanere insieme, papà. Non è bello stare distanti. No, 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 no. Voi non potete essere qui. No, 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 no. Invece siamo qui con te, come una famiglia. Non vogliamo che rischi ulteriormente la vita. Papà, starai con noi, vero? Vero?
Che diavolo ci fa qua il mio orecchino? Fede, no!